T'ha già fa ballangoppo cerasiel. Come si dice peperoncino nel tuo dialetto? In napoletano si dice cerasiel, ma perché? Dal latino cerasum, che significa ciliegia. Un frutto amatissimo a Napoli da sempre, coltivato alle falde del Monte Somma già in epoca angioina, quando a Napoli girava questo termine cerasa, o in francese cerise, che significa ciliegia, cerasum dal latino, ma che c'entra col peperoncino? Il peperoncino a Napoli e in Italia non esiste ancora, arriva solo che dopo Cristoforo Colombo scopre le Americhe, non ha scoperto nulla, e si accorge che c'è questa pianta dal frutto strano, rosso, mai visto prima, ma che gli americani, i veri, usavano da sempre e che pizzicava un po' il palato. Cristoforo Colombo e i suoi uomini portano il peperoncino alla corte spagnola, così dalla Spagna si diffonde in tutta Europa. In Italia è attestato nella seconda metà del Cinquecento e Napoli è una grande città di scambi e di mercati, così il peperoncino conquista subito il popolo, ma c'è un motivo. Perché? Perché il peperoncino ai tempi era il pepe dei poveri, gli spagnoli lo chiamano pimiento, pepe nuovo, pepe dalle Indie, perché il vero pepe, quello che usiamo noi, pepe nigrum, veniva dall'Asia ed era prezioso, era una risorsa costosissima che viaggiava tra i mari. Il peperoncino costava pochissimo, poi si poteva piantare nei propri orti, si poteva conservare e quando arriva a Napoli i napoletani si accorgono che ha il colore e la forma simili a quello di una ciliegia, c'erano alcune varietà rotonde, così lo chiamano cerasiel, che è una piccola ciliegia. I napoletani ai tempi con cerasiel ci preparavano un piatto antichissimo che è la salsa alla spagnola, pomodoro arrostito, olio, aceto, timo e serviva per condire alcuni bolliti. Da Giava Ballan Goppo cerasiel, questo modo di dire è proprio una minaccia divertente, quando qualcuno in una lite è troppo arrogante, si dà troppe arie e tu vuoi mettere pressione, ballare proprio come farlo agitare, stare in tensione. Da Giava Ballan Goppo cerasiel, cioè ti devo far scendere da questo piedistallo. Infatti c'è anche il detto scinna coppo cerasiel, scendi dal peperoncino, proprio come metafora per quei caratteri più forti, più piccanti. La bellezza di quanto anche dietro un semplice frutto che noi diamo per scontato ci siano storie di popoli, persone proprio come noi che hanno scoperto, amato, gioito, sofferto.